Ciao a tutti, oggi siamo sabato 27 maggio e pronti subito per una nuova escursione. Adesso non vedete perché sono ancora in auto, ho appena parcheggiato, sono a Pian delle Fugasse e praticamente l'itinerario di oggi brevemente prevede le tappe Pian delle Fugasse, strada del Sette Fontane verso Campogrosso. A un certo punto ci sarà il sentiero 175 km che mi condurrà al Monte Corneto, montagne più alte della catena, della breve catena del Sengio Alto, posto a quota 1899 metri. Ho aspettato un po' a fare questo percorso perché durante l'inverno non è il massimo, causa neve, ghiaccio e sentieri molto esposti. Quindi adesso col disgelo pronti qua. Ecco qua, ho parcheggiato davanti al bar Miramonti e adesso proseguirò un po' verso sud. Ed ecco qui potete ammirare la bellezza del massiccio del Caega. Guardate la presenza di neve ancora al 26 di maggio. In su ce n'è ancora veramente tanta nei canaloni. E non avrò problemi a arrivare fino al mese di giugno, che è una cosa veramente rara negli ultimi anni. Ed ecco a pochi passi da Maiga Boffetta c'è un bivio in cui Maiga Boffetta è qui a sinistra, e invece la Selletta a nord-ovest, che è il punto di partenza per l'itinerario, 20 minuti lassù. Blocchi giganteschi che nel corso dei millenni sono staccati dal Sengio Alto. Mostruosi, oh. Una bella scarica di sassi. Altre indicazioni: Monte Corneto, Selletta a nord-ovest, a sinistra. Oh, eccoci qua, arrivati da Selletta nord-ovest, quasi 1600 metri. E vedete l'indicazione Monte Corneto qui di fronte a me. Qui siamo nel punto di congiunzione tra il lato est del Sengio Alto con il lato ovest da cui sono appena risalito. Infatti si sente una bella arietta che risale il versante. Comunque bando alle ciance, sono le 13:37. Con 2 di zoom riesco a vedere il bar dove ho parcheggiato prima in fondo a Pian delle Fugazze, anche vagamente la sagoma della mia macchina. Intanto Outdoor Active, che è l'applicazione anche senza internet che uso qua in montagna per orientarmi, mi dice che ho appena passato i 1800 metri, precisamente 1808, quindi mancano una novantina di metri alla vetta. Giunti a questo punto a quota 1840 c'è un bivio che non si vede tanto bene, cioè verrebbe automatico seguire questo sentiero che prosegue dopo in mezzo al Pino Mugo, però poi arriva tipo a una bocchetta che non conduce da nessuna parte. E qui c'è un segnavia appena accennato, che si vede il colore bianco, che conduce appunto su per di qua. Intanto compaiono indicazioni CAI,
Siamo all'osservatorio reale a 1860, ossia 40 metri dalla vetta. Guardate che bella questa torre. Questo qua devo dire che è proprio un bel passaggio sospeso. Ecco qua, arrivo al Monte Corneto. Ore 14:28. Qui purtroppo tocca subito ripartire perché è iniziato a piovere bene. In più è iniziato anche a tuonare il temporale, quindi ci ha dato un segnale d'avviso di che è meglio tornare in giù. Ed ecco qua, sotto la pioggia sono ritornato alla selletta nord-ovest e adesso un'ora pian delle fugazze. Mio Dio, ho preso una lavata, la peggiore in vita mia. Ho fatto 3 km sotto il diluvio, una roba allucinante. Non ho neanche osato tirare fuori il telefono perché, ecco, avete immaginato. Adesso vi faccio vedere la roba a testimonianza. Beh, a parte sono dilavato anche sotto al KOE, robe, acqua dentro gli stivali, acqua che stagnava dentro gli stivali, tutto bagnato da cima a fondo. A parte aver sbombato tutta la macchina, guardate sta roba, l'acqua dentro lo stivale. E qua purtroppo sono stato mona io a finire dentro una pozzanga, poi comunque anche l'altro era sbombo completo all'interno, guardate, KOE e tutto qua, pantalone, cioè goccia, acqua dappertutto. C'è un pozzo, si potrebbe riempire un pozzo con l'acqua dentro questa macchina. E adesso ovviamente sta iniziando a smettere. Vabbè. Vabbè, comunque venendo in montagna ci sta. Oggi infatti le previsioni non erano proprio al top, infatti avevo già ho mangiato la foglia vedendo l'attività che cumuliforme che ribolliva già in mattinata e vabbè, ci sta, è acqua alla fine, non è che muore qualcuno perché si bagna a 2 vestiti. Ecco, comunque, allora, il contapassi segna 24.367 al netto però di aver fatto il giro per Campogrosso, averla allungata. Sono le 16:30 che scattate in questo momento. E niente, comunque è peccato, mannaggia, il panorama del Corneto assente perché non c'era possibilità di vedere un palmo dal naso. Però l'itinerario in sé non male, dai, tutto sommato, prima volta metto piede nel Seggio Alto, quindi sono contento. E anche il Monte Corneto verrà segnato, depennato dalla lista. E niente, io vi mando un saluto e vado a casa a lavarmi e asciugarmi.